Ben ritrovati al terzo e penultimo appuntamento con il ciclo di webinar Beyond Change, oltre il cambiamento, organizzato da Venice Promex, l'Agenzia per l'Internazionalizzazione. Webinar che rientrano nell'ambito di un progetto più ampio, un progetto, il Sistema Nord-Est appunto per l'internazionalizzazione, finanziato dalla Regione Veneto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Ma quali sono gli obiettivi che appunto si pone questo progetto? Innanzitutto motivare le imprese a cogliere le nuove opportunità che offrono gli strumenti digitali e perché no anche i nuovi modelli di organizzazione del lavoro e la finanza appunto alternativa. Però vi voglio parlare brevemente del progetto Sistema Nord-Est appunto per l'internazionalizzazione. È stato pensato e fortemente voluto dalla Regione Veneto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo appunto di attivare delle azioni comuni tese anche a favorire l'apertura verso i mercati internazionali delle imprese del territorio, fare cultura d'impresa, conoscere appunto i nuovi strumenti digitali e perché no anche le occasioni di investimento naturalmente in chiave multinazionale. Sono coinvolti nel progetto la Finest SPA, la Camera di Commercio di Treviso e di Belluno, Venice Promex, aderiscono all'accordo anche Union Camero Veneto, la Camera Artigianale della Regione Istriana e la Camera di Commercio e Industria della Serbia in Italia, naturalmente come porta d'ingresso per l'area dei Balcani. Adesso vi faccio un breve riepilogo di quello che è stato fatto finora. Siamo appunto al terzo e penultimo progetto, quello di oggi, il webinar dal titolo Come internazionalizzare con la finanza alternativa, quindi guardare il futuro. Lunedì prossimo invece 29 novembre parleremo dell'accesso agli strumenti nazionali di promozione dell'export, di penetrazione commerciale e di patrimonializzazione dell'impresa. Adesso andiamo subito a conoscere la nostra relatrice che appunto ci illustrerà e ci presenterà il webinar di oggi, Barbara Annoni. Wealth Advisor si occupa di consulenza finanziaria e di pianificazione patrimoniale, una laurea in giurisprudenza e poi una specializzazione con 2 master, uno in Media Relation Business School Sole 24 Ore e un altro master in Governance del patrimonio e passaggio generazionale presso l'Università di Brescia. È anche fondatrice del Giardino della Finanza. Ve la presento subito. Benvenuta Barbara. Grazie Elisa. Allora, internazionalizzare con la finanza alternativa, guardare il futuro. È abbastanza chiaro che parliamo di investimenti, della diversificazione di investimenti finanziari e quindi un'alternativa. Ma partiamo proprio dalla definizione. Che cos'è la finanza alternativa? Sì, la finanza alternativa non è una finanza creativa come si può immaginare. Si intende un sistema alternativo al classico canale bancario appunto per l'accesso al credito. Quindi la finanza alternativa fornisce una serie di strumenti che possono aiutare le imprese a adire al credito al di là del sistema bancario. Allora, l'utilizzo appunto degli strumenti di finanza alternativa può rivelarsi una strategia vincente per le PMI italiane che vorrebbero affacciarsi appunto e consolidarsi sui mercati esteri. Per affrontare questo tema però è opportuno prima partire, delineare il contesto delle PMI, no Barbara? Sì, certo. Le piccole e medie imprese sono il tessuto imprenditoriale del nostro Stato, dell'Italia, rappresentano il 95% del tessuto imprenditoriale italiano ed è una cifra altissima. L'Italia non è un paese come gli Stati Uniti in cui si sono sviluppate grosse multinazionali, noi abbiamo proprio queste piccole e medie imprese che rappresentano appunto quello che i nostri imprenditori fanno. Ma vediamo che cosa sono le piccole e medie imprese. Sono delle realtà che hanno da 10 a 250 addetti, un fatturato annuo inferiore o uguale a 50 milioni di euro e un bilancio inferiore o uguale a 43 milioni di euro. Le piccole e medie imprese italiane sono circa 159.000 e sono responsabili da sole del 41% dell'intero fatturato generato in Italia, che quindi è una cifra enorme, del 33% dell'insieme degli occupati nel settore privato e del 38% del valore aggiunto del Paese.
Dagli anni 70 ad oggi hanno subito una grande evoluzione. Negli anni 70 erano raggruppati in distretti diciamo regionali o comunque provinciali e quindi chiuse un po' in loro stesse. Dopodiché siamo passati agli anni 80 con l'idea del piccolo e bello, ripreso dal saggio di Schumacher, per poi passare agli anni 90 quando eravamo il secondo paese al mondo per impiegati nel settore manifatturiero, secondi dopo il Giappone. Negli anni 90 c'è stato anche l'avvento della cosiddetta globalizzazione e la globalizzazione è stata vista anche un po' come una sorta di liberalizzazione delle merci, perché sono state un po' abbattute le barriere che potevano esserci prima all'idea di essere un po' un distretto chiuso in se stesso, per cui le aziende hanno cominciato ad affacciarsi anche al mercato estero. La vera fase in cui si è visto come le aziende che si sono affacciate all'estero abbiano dimostrato una resilienza maggiore rispetto alle altre si è avuta con la crisi finanziaria iniziata nel 2007. Dal 2007 al 2013 l'Italia ha perso circa 13.000 aziende, quindi il 9% delle piccole e medie imprese che componevano il tessuto imprenditoriale italiano. Però si è notato come le imprese che si erano aperte all'estero abbiano, rispetto a quelle che non si erano aperte, abbiano registrato una performance del 17% in più nel sopravvivere e nel riadattarsi al cambiamento, e quindi questo era un fatto importante. Perché? Perché esiste un chiaro legame tra la propensione all'export e il grado di affidabilità delle imprese. Le imprese che si sono internazionalizzate sono più strutturate e sono anche fisiologicamente più forti. La capacità di esportare favorisce sia la crescita e lo sviluppo, nel senso che quando noi rimaniamo chiusi in noi stessi o nel nostro distretto imprenditoriale è più difficile che abbiamo uno scambio anche appunto con l'estero, con altri modi di vedere, con altre culture, con altre tecnologie che possono essere innovative. Ad esempio magari gli Stati Uniti possono essere più innovativi rispetto a noi e noi internazionalizzandoci riusciamo ad apprendere qualcosa in più rispetto a rimanere chiuse. All'aumentare della vocazione internazionale, la percentuale delle imprese nell'area di sicurezza di sicurezza percepita, quindi anche per l'erogazione del credito, passa dal 29% al 49%, quindi è quasi più del doppio, è quasi il doppio. E si riduce in modo speculare anche la percentuale di rischiosità dal 9% al 5,9%. E questi sono dei dati importanti comunque. Sì, allora io però vorrei chiederti quali sono le caratteristiche che devono avere le imprese, diciamo, per utilizzare questi strumenti di finanza alternativa? Cioè lo possono fare tutte le imprese? Beh, allora, l'opportunità di affacciarsi all'estero è data, ci sono diversi motivi per cui un'impresa decide di affacciarsi a questo mondo. Un amico imprenditore una volta mi ha detto che è il confine naturale per la crescita dell'impresa, per cui una volta che un'impresa decide di crescere è come se rimanesse stretta nei confini nazionali. Potrebbe esserci il caso in cui ci sono dei competitor magari a livello nazionale troppo forti, quindi non riescono ad emergere, mentre invece all'estero lo potrebbero fare. Per cui ogni imprenditore ha le proprie motivazioni per decidere di internazionalizzare o meno. Però, secondo gli studi che sono stati fatti, l'internazionalizzazione garantisce anche una maggiore visibilità anche in termini di pubblicità all'estero, perché comunque un'azienda che diventa un brand internazionale è comunque un'azienda che ha un percepito diverso e sappiamo bene come possa essere importante anche il percepito che hanno i clienti rispetto all'azienda. Io penso che ci siano 5 principi a cui i leader delle piccole e medie imprese dovrebbero ispirarsi
per l'internazionalizzazione, per questo percorso. Il primo è orientarsi al lungo termine, per cui avere quello che in finanza anche si chiama una visione strategica, nel senso di focalizzarsi sull'obiettivo che non è domani o dopodomani, ma potrebbe essere anche fra un anno, però devono esserci le condizioni tali per poter raggiungere in maniera efficace questo obiettivo. Il secondo punto è confrontarsi con i migliori. C'è una frase di Confucio che dice che se sei la persona più intelligente nella stanza, forse hai sbagliato stanza. In questo senso potrebbe essere che se sei già il migliore all'interno del tuo bacino di utenza, forse andando all'estero potresti imparare qualcosa di più che qui hai già imparato. Il terzo punto è specializzarsi. Non dobbiamo essere bravi a fare tutto, però insomma dobbiamo essere molto bravi a fare quello che sappiamo fare bene. E questo è una qualità che hanno la manifattura delle piccole e medie imprese italiane rispetto anche a tutto il resto del mercato. Il quarto punto è fare innovazione. Senza l'innovazione non possiamo andare da nessuna parte, nel senso che se penso all'innovazione penso alla resilienza, penso all'efficienza, penso al cambiamento, all'efficacia, tutto quello che possono essere, penso al futuro, ed è nel futuro che le aziende vogliono stare e devono agire. Il quinto punto è fare qualità nel piccolo. Questo è inteso non nel piccolo come rimanere chiusi in se stessi, è inteso come Made in Italy, nel senso che noi abbiamo questa grandissima opportunità che è il poter proporre all'estero il marchio del Made in Italy, che non ha nessun altro nel mondo e che è giusto anche cercare di sfruttare. Sì, mi ha colpito molto, scusa, nella precedente, il termine resilienza, che adesso si usa molto, diciamo, in molti ambiti, e in effetti non può che essere usato anche per quanto riguarda, in questo contesto, in questo periodo storico, anche delle piccole e medie imprese. Insomma, assolutamente sì. Sì, ecco, scusa, ti ho fatto tornare indietro, andiamo avanti. Sì, infatti si parla molto in questo periodo di fintech. Ecco, ci spieghi di che cosa si tratta, perché questo webinar, come anche i precedenti, è un webinar conoscitivo, cioè noi stiamo adesso cercando di spiegare che ci sono degli strumenti alternativi e questo potrebbe, come hai detto giustamente prima, creare delle opportunità e delle aperture, perché sono degli strumenti alternativi laddove magari con altri strumenti non si può accedere, no? Quindi è importante avere bene il quadro anche di quello. Quindi fintech, spieghiamolo pure adesso. Sì. Il fintech è l'acronimo di due termini che sono finance e technology. E la tecnologia sta trasformando in maniera dirompente il nostro modo di vivere, le nostre abitudini, e quindi non poteva non irrompere anche nel mondo finanziario. A dire la verità c'è sempre un po' stata, però il fintech è proprio questa confusione intesa come proprio fondere insieme tra finanza e tecnologia. Quindi è la finanza servizio applicata alla tecnologia e la tecnologia applicata alla finanza. E che cosa dà in più il fintech? Dà una gran velocità, un abbattimento dei costi e una qualità in termini di user experience. Sappiamo tutti che oggi guardiamo molto appunto all'esperienza e con il fintech riusciamo a testare immediatamente, ad avere un feedback immediato su quello che stiamo anche facendo. Quando parlo di fintech parlo non solo di tutti quegli strumenti di finanza alternativa che poi vedremo, quindi crowdfunding, direct lending, eccetera, ma anche della personalizzazione, del real time, del mobile payment, del feedback immediati, delle chatbot. Sono tutta quella serie di strumenti che vengono utilizzati appunto dalla finanza per stare al passo con il cambiamento, ecco, diciamo, rispetto alla tecnologia. C'è una cosa però da dire, non è che la tecnologia e la finanza siano due ambienti separati e le banche rispetto alle società di fintech siano separate, devono coesistere e devono supportarsi l'una con l'altra, perché entrambe hanno bisogno di crescere. Una non esclude l'altra. Una non esclude l'altra, esattamente. È come una bicicletta senza una ruota, non può andare avanti se non ha l'ausilio dell'altra. E la differenza è che nel sistema bancario c'era un po' un ingestamento, c'è tuttora un po' un ingestamento dal punto di vista burocratico che il fintech riesce a superare. Dall'altra parte però il fintech ha bisogno di una base d'appoggio che è comunque il sistema finanziario tradizionale.
Da inizio anno ad oggi sono stati erogati 2,3 miliardi di euro dalle piattaforme fintech, solamente quindi nei primi 10 mesi dell'anno, ed è una cifra... È tanto? È molto, Tanto. sì. No, soprattutto se viene rapportata a quello che era stato fatto l'anno prima, che si tratta della metà, perché era intorno a 1 miliardo. Inoltre è aumentato anche il numero delle aziende fintech che si sono approcciate al mercato, che riguarda un più 7%, e le aziende finanziate anche sono passate da 3.026 del 2020 a 6.400 di quest'anno, quindi le società di fintech hanno fatto un grandissimo lavoro in questo senso proprio. Hanno raddoppiato. Quando è che è iniziata un po', diciamo, questa mentalità ha cominciato ad attecchire anche un pochino tra le PMI? Sta cominciando ora? In Italia più recentemente, sì. Le prime piattaforme di fintech risalgono alla più antica 2013, ma è più dal 2017 che hanno cominciato ad avere una marcia in più, ecco, rispetto a quello che era prima. Negli Stati Uniti vanno avanti da molto tempo, oppure anche in UK è un paese che ci ha investito molto, ma è anche una mentalità diversa rispetto a quella che possiamo avere noi. Certo, no, questo dà anche l'idea, insomma, che c'è una continua ricerca, no, per supportare, per dare nuove opportunità. Certo, perché lì dove non arriva magari il sistema bancario c'è la parte che gli viene in aiuto di queste piattaforme con la finanza alternativa, appunto. Basta cogliere, giusto? Esatto. Basta cogliere le opportunità che offre. Sì, andiamo avanti. Infatti noi abbiamo parlato finora di diversificare appunto le proprie fonti di finanziamento, cioè entrando più nello specifico della gamma di soluzioni, ecco, vogliamo un po' capire quali sono gli strumenti però, Barbara? Gli strumenti della finanza alternativa. Della finanza alternativa, certo. sì. Allora, partiamo dal mini bond. Il mini bond è uno degli strumenti di finanza alternativa. Si tratta di uno strumento di finanziamento per le aziende non quotate in borsa, è facile da emettere, non hanno tutte le complicazioni che possono avere la quotazione di un'obbligazione di una grande impresa sul mercato, e sostengono dei piani di sviluppo e operazioni di investimento straordinarie o di rifinanziamento. Hanno, come le altre obbligazioni, un tasso di interesse riconosciuto sotto forma di una cedola periodica con una data di scadenza. Hanno degli importi fino a 50 milioni e riguardano delle piccole e medie imprese che devono avere un fatturato che deve superare i 2 milioni, deve avere almeno 10 addetti. Solitamente viene riservata questa tipologia a degli investitori professionali o comunque ad altri soggetti qualificati. Le emissioni vengono fatte in una parte del mercato di borsa italiana che è l'Extramot. Ed è una cosa interessante che mi ha colpito mentre facevo queste ricerche sui mini bond, è un ultimo mini bond che è stato emesso a luglio da Biogas Sardegna Green per un controvalore di più di 12 milioni di euro, che riguardava il 7° goal dei Sustainable Development Goal. Sono degli obiettivi di sviluppo sostenibili che sono stati fatti dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030. Quindi questo mini bond in realtà è un mini green bond per sostenere l'obiettivo 7, che è quello dell'energia pulita ed accessibile per tutti. Per cui si unisce un po' anche la parte della finanza alternativa con gli obiettivi di sostenibilità che possono avere le aziende. Per avere un identikit un po' di questi mini bond, possiamo dire che il taglio dei mini bond in media è di 6 milioni e mezzo. La scadenza media è di 4,8 anni, la struttura del rimborso è fatta al 47% a bullet, cioè tutto a scadenza, e il 53% con un piano di ammortamento. La cedola media annua è intorno al 5% e per questo è uno strumento allettante rispetto a un'obbligazione tradizionale che invece con i tassi bassi ormai ha dei rendimenti molto minori, però è anche molto più rischioso rispetto a un'obbligazione tradizionale. Alcune piattaforme, per dare alcuni nomi, che trattano di questi mini bond sono Fundera e Upstart. Ecco, sì, spieghiamola bene, diamo proprio le piattaforme, come si chiamano? Fundera sì? e Upstart. Ok.
Ad esempio, su Upstart c'era questa possibilità di investire in un mini bond di Umbra Rimorchi, che è il principale produttore italiano di ganci da traino per veicoli commerciali, che cercava appunto questo prestito sul mercato, questo mini bond, per allestire dei magazzini commerciali in UK e in Germania. Questo anche ci fa vedere come vengano utilizzati per appunto internazionalizzarsi. Questa è un'impresa che già è internazionalizzata, però aveva bisogno di aprire ulteriori stabilimenti, quindi cercava nelle piattaforme di crowdfunding, su Upstart in questo caso, degli ulteriori finanziamenti proprio per portare avanti il suo piano evolutivo. E un secondo strumento di finanza alternativa è quello del crowdfunding. Crowdfunding è interessante perché crowd significa folla e funding sono la ricerca di investimenti, quindi è letteralmente una ricerca di investimenti dalla folla. Questo perché dà una visibilità a livello mondiale, per cui tutto il mondo può aiutare a sviluppare un determinato progetto. Quindi consiste nella possibilità di raccogliere questo capitale tramite i portali internet nelle forme ammesse dalla legislazione e può essere strutturato come reward based, equity e lending. Le differenze sono che il reward-based crowdfunding era quello che era stato inizialmente pensato all'inizio degli anni 2000 come una forma di ricompensa, quindi era più però una donazione che una persona faceva ad un progetto e facendo questa donazione aveva in cambio o un prezzo scontato sui prodotti che poi venivano sviluppati da queste aziende, piuttosto che un autografo, una maglietta autografata o prodotti personalizzati, però era comunque una forma di donazione. E infatti questo è anche il motivo per cui ultimamente è quella che si sta sviluppando meno, perché ormai essendosi sviluppato anche l'equity crowdfunding e il direct lending, le persone preferiscono comunque averci un ritorno. Sì, essere parte di un progetto, ma per avere naturalmente, insomma, ha perso un po' di appeal. Sì, questo. il reward crowdfunding, sì, esattamente, ha perso un po' di appeal. Mentre invece l'equity crowdfunding è il fenomeno molto in crescita, addirittura è cresciuto di più del 50% in Italia come anno su anno. Inoltre il ticket medio, cioè quello che le persone quando vanno su questo progetto intendono investire, è di 3.222 euro per le persone fisiche e addirittura di 20.000 euro per un'impresa. Le piattaforme di equity crowdfunding sono molto semplici e intuitive da vedere, da utilizzare. Si entra nella piattaforma e sono spiegati una serie di progetti che richiedono appunto la partecipazione degli investitori nel capitale dell'azienda, proprio per fare dei piani di sviluppo, per internazionalizzarsi appunto. E queste piattaforme abilitatrici sono fondamentali, ma non sono delle piattaforme campate in aria. C'è un registro all'interno del sito della Consob in cui sono registrate appunto tutte queste piattaforme di crowdfunding, per cui si può anche andare alla ricerca, se non si è sicuri di una piattaforma, se è all'interno dell'albo, per cui hanno anche la Consob vigila soprattutto su queste piattaforme e questo è molto importante anche come garanzia per l'investitore. Sì, esatto. Ecco, questo è un passaggio fondamentale, credo, perché quando parliamo di piattaforme, di investimenti e parliamo di tecnologia, corre tutto, credo che la fiducia sia certo. la prima cosa. No? Sì. No, è una garanzia che comunque è vigilato dall'organismo di vigilanza dei mercati, certo. Che non ha lasciato, anzi addirittura pensa che l'Italia è stata la prima in Europa a normare le piattaforme di crowdfunding, per cui già nel 2013 l'Italia aveva fatto una normativa apposta per queste piattaforme, poi tutta l'Europa ci ha seguito, però noi in questo siamo stati dei precursori. Quindi il concetto è che c'è la massima tutela dell'investitore. Sì. In queste piattaforme che sono comunque sì tutelate dalla Consob.
Un'altra forma di strumento di finanza alternativa è quello dell'invoice trading. L'invoice trading altro non è che il trading sulle fatture, quindi la cessione di fatture commerciali. Trae la propria ragione d'essere dal codice civile con la cessione del credito. Era quello che una volta poteva essere visto come l'anticipo di fatture che facevano le banche o il factoring, che comunque però aveva alla base il sistema bancario. Questo è totalmente svincolato e ha attecchito molto in Italia perché in Italia abbiamo dei tempi di pagamento che sono molto lunghi, per cui le persone magari non vogliono aspettare i 90 o i 120 giorni che impiegano ad essere pagati, certo, e preferiscono quindi cedere le fatture ad un importo leggermente minore, però avere il cash subito. Ma anche questo è un passaggio importantissimo, perché i tempi di pagamento diventano un problema a volte, no? Si Esatto, creano sì. questi vuoti. Infatti ha attecchito in Italia, non è che ha attecchito ovunque, però in Italia sì, proprio per questo motivo qua, perché questa c'è una lungaggine, diciamo, ecco, nel esatto. pagamento. E inoltre c'è anche il fatto che la ritirata del credito bancario dall'anticipo delle fatture dopo la crisi finanziaria che c'è stata hanno ridotto del 31% proprio questo fatto di poter anticipare, di fare questo lavoro per le aziende, per cui serviva, come anche in questo caso, Sì. un'altra parte che venisse in aiuto di quello che il sistema bancario non poteva arrivare più a fare. Benissimo. Un'altra parte, un altro strumento di finanza alternativa è il direct lending. Il direct lending è un prestito che viene elargito ad un'impresa, sia prestiti solitamente sono a medio-lungo termine, finalizzati a dei progetti di crescita. Questi prestiti possono essere fatti da dei soggetti privati, che quindi diventa un peer-to-peer, piuttosto che da degli investitori istituzionali, che quindi sono società di investimento, sono delle tipologie di investitori più, diciamo, qualificati. Spieghiamo un attimo il passaggio, scusa se ti interrompo Barbara, il passaggio il passaggio precedente all'investitore istituzionale, il peer-to-peer che tu spiegavi adesso, lo spieghiamo meglio, individuali, per favore? Sì, sono praticamente i privati, quindi si pongono più o meno alla pari come anche potere contrattuale rispetto a quelli che chiedono il credito. Quindi possono accedere anche i privati? Esatto, possono accedere anche ai privati. I privati possono entrare anche questa volta nelle piattaforme di crowdfunding, che sono suddivise poi, perché nella piattaforma di crowdfunding tu trovi la parte che è dell'equity crowdfunding, la parte che è del direct lending, la parte che è del reward crowdfunding, quindi ci sono varie parti in una piattaforma, quindi tu decidi se vuoi diventare o azionista, in questo caso, fra virgolette, quindi partecipare al capitale di rischio dell'impresa, oppure un obbligazionista, fra virgolette, quindi prestare il tuo denaro per avere in cambio un interesse maggiore rispetto a quello che hai dato. Quindi dipende anche un po' da qual è lo spirito dell'investitore, se preferisce prendersi più rischio, quindi va sull'equity crowdfunding, oppure se preferisce avere meno rischio sempre fra virgolette, perché stiamo parlando di aziende che, essendo più piccoline, sono anche un po' più rischiose rispetto alle grandi esposte, più certo. esposte, esatto, Sì, sì. alle grandi aziende. E quindi va a investire in un prestito cosiddetto obbligazionario. Gli investitori istituzionali, ecco, entrano, a differenza dei privati, tramite si chiamano FIA, nel senso che sono fondi di investimento alternativo, oppure tramite delle cartolarizzazioni. Le piattaforme di direct lending si sono sviluppate in Italia e hanno riscosso anche molto successo. Ad esempio c'è una piattaforma che si chiama borsadelcredito.it, che è una fintech italiana nata nel 2013, che utilizza l'intelligenza artificiale e il machine learning proprio per erogare dei crediti in 24 ore. Ecco, questa è una cosa interessante. Il fintech può utilizzare molti più dati, probabilmente, rispetto al sistema bancario, perché c'è addirittura una società indiana che afferma di utilizzare 1000 dati per ogni soggetto,
per vedere quali sono le abitudini di questa persona che va a chiedere il prestito o comunque che va a chiedere l'equity. Perché loro vedono anche le abitudini di consumo, vedono i pagamenti che fa, vedono anche tramite il mobile payment, quindi c'è una profilazione probabilmente anche molto più accurata della persona in questo senso, perché proprio tramite gli strumenti della tecnologia che sono l'intelligenza artificiale e il machine learning riescono a farsi un'idea più completa. C'è un identikit. C'è un identikit della persona, esatto. E quindi se hai i requisiti, cioè perché mi ha colpito le 24 ore, no? È tutto molto rapido, naturalmente, però perché riescono a tracciare immediatamente un identikit, immediatamente, insomma, Sì. con i tempi brevi. Ecco, non so se vuoi spiegare questo passaggio, perché credo che i tempi siano fondamentali. No? Beh, sono delle modalità diverse, perché mentre una banca deve analizzare i bilanci, vedere una serie di cose molto più lunghe da analizzare, non è che loro non li utilizzano, ma utilizzano degli strumenti che sono molto più veloci. Appunto quello del machine learning o l'intelligenza artificiale velocizzano in maniera impressionante anche la ricerca dei dati, nel senso, se scriviamo il nome e cognome di una persona o di un'azienda anche online, nel giro di mezzo secondo abbiamo tutte le informazioni che possiamo volere, un po' di più, ma se dobbiamo fare una ricerca più approfondita, comunque tramite le tecnologie riusciamo a velocizzare in maniera impressionante questo processo. Ma davvero tecnologia e finanza sono vicinissimi, direi che proprio interagiscono offrendo dei servizi. Sì, sono sempre state vicine, perché altrimenti per comprare un'azione dovrei andare alla Borsa di Milano ad alzare la mano. Adesso per cui corrono molto veloci. Adesso sì, si sono velocizzate. Beh, negli ultimi, potrei dire anche 20 anni, ma anche 2 anni, lo sviluppo che c'è stato è impressionante rispetto a come pensiamo lo sviluppo tra 800 e 900, e quello tra 900 e 2000 sono delle cose veramente pazzesche, no? È che a volte va talmente veloce che non ci rendiamo conto, no, della portata, no? Sì. Guardando indietro però te ne rendi conto poi. Beh, soprattutto adesso con la pandemia abbiamo assistito ad una velocità pazzesca di queste anche piattaforme di fintech, perché le imprese avevano bisogno di credito, perché magari non si sapeva se sarebbe stato erogato dallo Stato, quali termini, però loro avevano la voglia di riprendersi, di andare avanti, per cui delle piattaforme che facevano direct lending, come ad esempio Credimi, sono state di supporto notevole per le imprese, perché hanno consentito di dargli quella liquidità che gli poteva servire in un momento del genere, che magari il sistema bancario, sottostando a determinate norme, non riusciva o non poteva legittimamente dare. No, cioè è interessante perché c'è questo, tra virgolette, soccorso, no? Dove non arriva uno, arriva l'altro, quindi uno non esclude l'altro, e ribadiamo il concetto proprio dell'alternativo, e dove non arriva uno, arriva l'altro. Cioè ci teniamo a sottolineare. No, assolutamente. E appunto stavo tracciando qualche idea dei meccanismi del direct lending e citando alcune piattaforme, come avevo detto prima Credimi, October, che oltre che stare in Italia sta anche in Germania, in Francia, in Spagna, e Prestiamoci. E per quello che riguarda, diamo un po' di numeri, nel mercato i prestiti alle piccole e medie imprese hanno toccato nel mondo, esclusa la Cina, i 43 miliardi di euro, con un aumento del 51% anno su anno, quindi nel 2020 rispetto al 2019. Gli Stati Uniti sono sempre i precursori di queste cose, per cui hanno dato oltre 27 miliardi nel 2020, il Regno Unito 14 miliardi e l'Europa 4,4 miliardi. Però è interessante vedere come l'Italia sia il mercato più vigoroso dell'Europa continentale, perché ha prodotto 1,6 miliardi con un considerevole aumento rispetto all'anno precedente.
quali sono le caratteristiche del direct lending, cioè come viene fatto? Le imprese presentano la propria domanda sul sito, quindi c'è proprio nel sito c'è scritto vuoi candidarti? Sì. Uno si può candidare, sceglie qual è l'importo di cui necessita, sceglie la durata, sceglie quale può essere l'importo della cedola, fra virgolette, che vuole dare indietro, e gli calcolano direttamente come può essere fatto. C'è un form da compilare, quindi una volta che si è compilato il form con tutti i dati dell'azienda, viene chiesta una documentazione da inserire sempre tramite la piattaforma, in cui viene richiesta talvolta anche solamente la partita IVA, per cui è un processo che è davvero molto più snello. Tu parlavi, entri nel sito, quale sito? Cioè nel sito del... in una piattaforma che fa crowdfunding, può essere... No, senza fare... Cioè, sì, può essere Upstart, quella ricerca, che... Sì. Una delle piattaforme che ho citato prima, si entra nella piattaforma, c'è scritto proprio la parte con scritto Direct Lending, e sulla parte Direct Lending ti chiedono se vuoi, se cerchi dei capitali o se vuoi investire. Okay. A seconda di quello che tu vuoi fare, clicchi sull'una voce piuttosto che sull'altra, e se decidi che vuoi farti finanziare un progetto, vai proprio a compilare questa serie di cose. Quindi è abbastanza intuitivo anche il sistema, sì, no, per è molto semplice e intuitivo, okay. Sì, l'ho visto anche io, l'ho provato anche io, per cui è proprio alla portata di tutti. E ricevono anche l'esito delle verifiche in un tempo veramente rapido, nel senso che ad esempio Credimi in 2 o 3 giorni ti dice se puoi o no adire a questo direct lending. Una volta che si è stabilito che l'azienda può adire al prestito, viene impostata tutta una campagna pubblicitaria che dura più o meno 3-4 settimane, in cui viene analizzata l'azienda, si trovano i punti di forza, perché sul sito ogni azienda ha una descrizione che comprende anche un video in cui l'imprenditore o comunque chi per lui, il management, descrive che cosa fa l'azienda, descrive quali sono le potenzialità dell'azienda, descrive che cosa ha fatto fino ad ora, dove vuole arrivare. Quindi anche nel senso, se un'impresa si vuole internazionalizzare, loro dicono il mio progetto è quello di portare all'estero questa campagna, di portare all'estero questo prodotto, e ti spiega perché e che cosa ti darà in cambio se tu lo aiuti nel progetto. Quindi c'è proprio molto responsive anche, cioè in base alle esigenze, poi è molto esplicativo, nel senso che ti dà già una, come posso dire, una visione, ecco, di quello che potrebbe... Sì, ci sono proprio delle finestrelle molto intuitive in cui c'è il nome del progetto, ti dicono anche l'ambito di cui si tratta, quindi può essere qualcosa che ha a che fare con la biotecnologia, qualcosa che ha a che fare con il food. Adesso moltissimi progetti sono anche incentrati su questo, per cui oppure il pharma, ci sono diverse tipologie, ce ne sono anche sul mercato immobiliare, ad esempio, che stanno funzionando ora. Quindi possono accedere più tipologie di aziende, di imprese, esatto, insomma, il prodotto. Sì, praticamente non è limitato a pochi, no, diciamo. Dando una rapida occhiata ci sono comunque vastissimi, ampi temi, per cui uno può scegliere anche quello a cui si sente a cui è più sensibile, o quello che è più nelle sue corde. Certo. Quindi la velocità, la semplicità e la specializzazione anche appunto di questi operatori, che poi si occupano di accompagnarti in tutto questo processo, perché c'è il fatto che devono promuoverlo, devono poi trovare il matching anche fra i prestatori di denaro e quelli che invece i fruttori del denaro, per cui può essere fatto in maniera automatica o manuale. In maniera automatica, nel senso che una persona decide di delegare e dire io voglio investire in questo progetto, e loro ti trovano il settore più affine. In maniera manuale invece è proprio l'investitore che si va a leggere i bilanci, che cerca comunque di capire cos'è la società e poi decide manualmente, nel senso di privatamente, se investire o meno in questa società.
Barbara, mi viene spontanea una domanda. Mi metto dalla parte del piccolo imprenditore, no, che decide di approcciarsi a questo tipo di investimenti. Riesce ad interagire bene con queste piattaforme? Cioè, prima dicevamo che sono molto responsive, nel senso che sono abbastanza veloci, ma c'è una buona capacità di interazione laddove davanti a questo schermo, davanti a questa piattaforma, per uno che non ha mai approcciato? Sì, sono costruite apposta in maniera facile perché il fintech è semplice, deve essere semplice, cioè è nato proprio per sopperire a magari il sistema tradizionale che è un po' più ottuso, ostruso nel cercare di capire, tante volte non si capiscono i meccanismi perché per avere un mutuo devo aspettare 3 mesi, 4 mesi, mentre invece ecco, il fintech è nato appunto per cercare di velocizzare tutto il sistema, quindi quello che prima dicevo della user experience, quindi Sì. è proprio questo, nel senso di aiutare gli imprenditori che si affacciano a questo mondo, sia per cercare di ottenere credito o magari anche per darne, devono trovare il sistema più semplice possibile. Agile. Adesso parliamo molto, no, di agilità, il lavoro agile, insomma, e quindi Esatto. anche la finanza, gli investimenti devono essere agili e comprensibili. Esatto, agili e comprensibili, però comunque sempre tutelati, perché anche gli investitori che investono in questi progetti devono compilare un modulo di adeguatezza, per cui vengono profilati, nel senso che devono conoscere quello in cui stanno investendo, e anche questo è una garanzia comunque di tutela sia per l'investitore che anche per l'azienda che va a chiedere il prestito. Comunque la trasparenza, tutti i criteri che il sistema bancario ha dovuto immettere con Basilea 3, Basilea 4, quindi la trasparenza, la semplicità, la chiarezza che devono avere, sono stati recepiti e assorbiti tutti dalle piattaforme di fintech. La finanza non dorme mai, eh? No, non può, anche perché comunque nel mondo si svegliano sì, certo. quando noi dormiamo, in Cina il mercato è aperto. Ovviamente sì, esatto, abbiamo dei fusi diversi. Io ti interrompo sempre, Barbara, perché poi mi vengono mille curiosità, insomma, anche perché ci mettiamo anche dalla parte appunto di chi in questo momento ci sta seguendo, no? E quindi ti interrompo, direi anche troppo. No, Andiamo no, avanti. beh, pensate che solamente a livello mondo le fintech che hanno finanziato dei progetti hanno raccolto 1 trilione di euro. Per cui sì, è una bella cifra e aiutano tanto anche il mondo dell'impresa. È un modo anche per avvicinarsi all'economia reale, quindi per dare un supporto alle imprese nei momenti difficili, perché anche magari, ecco, il sistema bancario utilizza le piattaforme di fintech. Ricordo che c'era una cartolarizzazione con Credimi, per cui anche un investitore di una banca poteva accedere a questo strumento per poter dare dei soldi direttamente all'economia reale. Questo è stato uno strumento che è stato importante da utilizzare soprattutto durante le prime fasi della pandemia e il lockdown, quando appunto le imprese si sono trovate senza sapere quello che potevano, dove sarebbero arrivate, cosa sarebbe successo, eppure dovevano stare chiuse, per cui era un momento molto difficile. E queste piattaforme li hanno aiutate molto. Ad orientarsi quantomeno e a capire, sì. Sì, esatto. Un'altra forma, un altro strumento della finanza alternativa sono il private equity e il venture capital. Questi due strumenti contribuiscono alla crescita dell'azienda per poi uscirne dall'azienda ricavandone una plusvalenza. La differenza che c'è tra l'equity crowdfunding che abbiamo visto prima e i fondi di private equity e venture capital è che nell'equity crowdfunding diciamo che è un prodotto standardizzato, nel senso che viene presentato questo prodotto, la possibilità di investirci, però le condizioni sono quelle per tutti. Nei fondi di private equity, come in quelli di venture capital, invece c'è un potere contrattuale maggiore che hanno gli investitori rispetto alle altre parti. Perché? Perché con queste due tipologie di strumenti di finanza alternativa gli investitori entrano proprio nel board, quindi anche nel consiglio di amministrazione talvolta della società.
Per cui anche qua bisogna vedere cosa preferisce fare un imprenditore, perché un fondo di private equity, un investitore che entra nel private equity di un'azienda è consapevole che deve aiutare l'azienda con il proprio know-how proprio per aiutarla nei piani di sviluppo. Mentre invece nell'equity crowdfunding non c'è questo potere che può avere l'investitore di inserirsi nelle decisioni aziendali, non si inserisce, mentre invece nei private equity è un investimento anche più a lungo termine, perché in media ci mettono tra i 5 e i 10 anni, cioè ci stanno investiti tra i 5 e i 10 anni per avere dei ritorni interessanti. Però in questi 5-10 anni l'azienda viene ristrutturata e quindi può essere che l'idea sia quella di portarla all'estero, per cui entrano proprio dei tecnici, dei manager che ristrutturano l'azienda per farla rifiorire in un certo senso. La differenza tra il private equity e il venture capital sta proprio nell'idea che quando un investitore entra in un fondo di private equity ci entra è come un'azienda che è già cresciuta e ha bisogno di un rifinanziamento oppure di una ristrutturazione, mentre invece nel venture capital si entra solitamente in una fase di start-up, per cui di partenza proprio esatto, dell'azienda. No? quindi Okay. è anche un po' la garanzia, fra virgolette, che uno può avere di un'azienda che è un po' più strutturata, un po' più solida nel fondo di private equity, mentre invece nel venture capital è proprio l'aiuta ad affacciarsi proprio sul mercato, a sviluppare dei progetti, mentre invece nel private equity potrebbe essere che ci sono delle esigenze anche diverse che possono avere chi va a richiedere. La tipologia del venture capital quindi si staglia appunto per queste fasi di start-up dell'impresa. Come si chiudono le operazioni del private equity o del venture capital? Gli investitori solitamente entrano in queste fasi per supportare l'azienda per un determinato periodo di tempo, che è o tra i 5 e i 10 o tra i 3 e i 7 anni, per poi uscirne per ricavarci una plusvalenza. Come si esce? Si esce o con la quotazione in borsa dei titoli dell'azienda partecipata, quindi dell'azienda che ha fatto entrare questo fondo di private equity, quindi con un IPO, o con la vendita dei titoli di questa azienda ad un'altra società o a un investitore istituzionale, o con il riacquisto della partecipazione da parte del gruppo imprenditoriale originario, nel senso che l'imprenditore che ha avuto bisogno del fondo di private equity per ristrutturarsi, del venture capital per crescere, poi a un certo punto capisce che il progetto sta funzionando bene e decide di ricomprarsi le quote, quindi di rientrare in possesso totalmente della sua azienda per poterla poi portare dove la vuole portare, o altrimenti con la vendita a nuovi o vecchi soci. Gli ultimi dati del Venture Monitor curati dalla AIFI e dalla Luke Business School descrivono 330 investimenti di venture capital condotti in Italia nel 2020, in aumento rispetto al 2019 di una cifra di 236, che quindi anche qua è una cifra molto alta. E 126 sono stati condotti da fondi e veicoli, 96 da business angel. E anche qui vediamo come anche i business angel creano queste figure di imprenditori che credono, sono proprio degli angeli che aiutano le imprese nello sviluppo, sono supportati anche in questo caso da altre piattaforme. L'investimento totale che è stato fatto nel venture capital è di 646 milioni, che è in linea con l'anno precedente, per cui queste forme di finanza alternativa, che erano quelle che erano nate un po' prima rispetto a tutte le piattaforme di crowdfunding, si sono un po' fermate perché stanno prendendo piede sempre di più gli strumenti delle piattaforme fintech, quindi l'equity crowdfunding, il direct lending, per cui vediamo che lo sviluppo di quelle altre forme è molto maggiore e molto più accelerato rispetto a queste vecchie, fra virgolette, forme di finanziamento, insomma, a cui poteva dire l'imprenditore. Allora, abbiamo fatto... no, ce ne sono ancora. Sì.
Sì, abbiamo visto che in diversi paesi, soprattutto negli Stati Uniti, insomma all'estero, questi strumenti sono presenti e sono molto utilizzati. Ecco, in Italia è una domanda che abbiamo anche un po' sfiorato, un tema che abbiamo sfiorato anche durante questo webinar prima. In Italia ci sono queste piattaforme, quali sono, ma soprattutto a chi si rivolgono? Ecco, mi viene da chiederti. Sì, allora le piattaforme ci sono e ce ne sono anche abbastanza in Italia. Si rivolgono appunto agli investitori privati o istituzionali, poi dipende anche dal taglio, perché i mini bond ad esempio hanno dei tagli maggiori che magari un investitore privato o un piccolo risparmiatore non si può permettere, perché ad esempio ci sono anche dei minimi di investimento. Nelle piattaforme anche di equity crowdfunding, ad esempio, ci sono alcune che ti dicono che l'importo minimo è 500 euro, altre che l'importo minimo è 50 euro, per cui anche a seconda di questo una persona può decidere se investirci o meno. Ho trovato un paio di esempi di piattaforme di crowdfunding che sono interessanti. La prima è Mama Crowd, che è una piattaforma di equity crowdfunding autorizzata dalla Consob, che permette di investire in questi progetti innovativi italiani, quindi non solo start-up innovative, PMI innovative, ma anche semplici PMI. E sono appunto queste società di capitali che investono nelle piccole e medie imprese. È attiva dal 2017 e tramite questa piattaforma si possono ricevere da 200.000 euro fino anche a 8 milioni di finanziamenti. Così almeno recita la pubblicità che ne fanno nel proprio sito. L'iter è presentare la propria candidatura, quindi compilando un form, caricando alcuni documenti. Il team di Mama Crowd seleziona poi quelle che possono essere, secondo il loro target, le aziende più virtuose che possono presentare appunto un progetto. Viene preparata la campagna, che è quello che vi dicevo prima, in 3-4 settimane, quindi l'imprenditore viene seguito da un team specializzato in questo, in cui gli viene spiegato come fare una campagna pubblicitaria proprio per darsi visibilità all'interno del sito di Mama Crowd. A questo segue poi il lancio, quindi il progetto rimane nella piattaforma online per 60 giorni, in cui la campagna viene aggiornata grazie anche a un lavoro sinergico della piccola e media impresa insieme agli sviluppatori e ai tecnici della piattaforma. E l'ultimo passaggio è quello della chiusura e dello svincolo. Quindi chiusa la campagna, dopo i vari controlli e le verifiche finali, viene dato ordine alla banca di svincolare il capitale raccolto. La piattaforma di Mama Crowd ha finanziato 143 progetti per un totale di 104.642 investitori e 106 milioni di investimenti. Un'altra tipologia di piattaforma, che questa serve anche per il direct lending, è quella di Credimi. Credimi è la prima piattaforma in Europa per crescita, anche proprio nel settore del digital lending. È autorizzato e vigilata dalla Banca d'Italia e fornisce finanziamenti digitali per le imprese, questa volta in tutta Europa, quindi non solamente, si è internazionalizzata anche Credimi, non solamente le aziende, e la offre dappertutto. E la cosa più eclatante di Credimi è che, mentre abbiamo visto prima Mama Crowd con 106 milioni di investimenti, Credimi ha erogato finanziamenti per oltre 1,7 miliardi, quindi quasi tutti lei praticamente come rispetto alle altre piattaforme. Ha ricevuto ben 50.000 richieste di finanziamento e ha risposto a 100.000 chiamate di imprenditori e clienti, quindi anche in questo caso vediamo Certo, come... c'è sicuramente un ritorno di Sì. interesse, nel senso, Sicuramente sì, incontrano. e anche come le stesse imprese comincino a chiedere un supporto Certo. a questa tipologia di piattaforma, ecco. Allora, Barbara, noi da questo webinar abbiamo capito molte cose, sicuramente questi nuovi strumenti, siamo entrati nelle pieghe di questi, offrendo anche, come dire, una visione di ciò che un imprenditore, un piccolo imprenditore potrebbe usufruire. Allora, abbiamo capito che il connubio tecnologia e finanza, c'è un connubio, è davvero molto stretto. Io ti chiederei, dopo questa analisi e questa dissertazione che ci hai fatto, di dare un consiglio agli imprenditori e a chi ci sta ascoltando, ecco,
Abbiamo parlato anche di finanza sostenibile. Sì. Beh, la sostenibilità passa anche dal riuscire a dare un supporto e un aiuto alle imprese, dal creare comunque un humus favorevole per la crescita delle nostre imprese. Quindi anche proprio per dargli modo di continuare a fare il loro lavoro, soprattutto se hanno delle idee innovative, perché comunque l'Italia per innovazione è fra i primi paesi, anche per la qualità dei prodotti che fa, e quindi è molto importante poter sapere, perlomeno, o cominciare ad approcciarsi a un sistema alternativo a quello che può essere, perché magari una persona vede solamente una parte di quello che è il sistema per l'erogazione del credito e può anche sfiduciarsi o deprimersi, perché magari il credito non può essere dato a tutti, perché ci sono dei parametri sempre più stretti che sono imposti proprio dalla normativa anche europea. Però proprio per questo, allo stesso tempo, la stessa normativa ha creato un sistema alternativo per aiutare quelle piccole e medie imprese, perché queste piattaforme sono fatte soprattutto per le piccole e medie imprese, e appunto a dargli un sostegno. E questo sostegno può aiutare l'imprenditore a uscire anche dai propri confini nazionali, al non rimanere sempre chiuso all'interno dell'Italia perché pensa di non poter uscire all'estero. Ci sono diversi modi. Oltretutto queste piattaforme danno un respiro internazionale, nel senso che ci possono essere degli investitori che sono interessati al tuo progetto anche in Canada, certo, in Cina, in India, in ogni parte del mondo, perché hai una visibilità enorme. Perché ritornando prima al discorso della globalizzazione che facevamo all'inizio, è una piattaforma che può essere fruibile in ogni parte del mondo. È una visibilità amplificata. Totalizzante proprio, nel senso certo, che non c'è un posto in cui non possano sapere che tu hai quel progetto e che quindi vuoi sostenere, stai cercando qualcuno che sostenga quel progetto e vuoi che in tutto il mondo non ci sia qualcuno che può credere certo, o avere interesse comunque anche economico in questo caso a finanziare quel progetto. Io penso che sia ti possa dare una visibilità enorme. Sì, riassumendo ancora, stringendo ancora di più, direi che è accessibile, quindi accessibilità, rapidità, semplicità, ma anche sicurezza. Abbiamo parlato molto della tutela di questi strumenti, sì, cioè come l'investitore viene tutelato. Credo che siano le parole chiave con cui si può concludere questo nostro webinar. Io ringrazio Barbara Annoni per essere stata con noi, Wealth Advisor, ovviamente consulente finanziaria ed esperta anche in consulenze patrimoniali. Ringrazio chi ci ha seguito finora e vi do appuntamento sempre dal Digital Showroom di Venice Promex lunedì prossimo per l'ultimo appuntamento, 29 novembre, con l'accesso agli strumenti nazionali di promozione dell'export, di penetrazione commerciale, di patrimonializzazione dell'impresa. Grazie per averci seguito e grazie ancora a Barbara Annoni. Grazie a te. Arrivederci. Grazie a tutti.